servizio offerto dal maestro Cleo. Operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky. Specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Telefono 338 7 59 22 14. Oroscopo della settimana da lunedì 14 a domenica 20 ottobre 2019. Ariete. Amore, anche se il lavoro non vi darà molti pensieri, a farvi preoccupare saranno invece le vicende sentimentali. Alcuni Ariete dovranno accettare qualche compromesso per mantenere la serenità familiare, anche se in realtà vorrebbero lasciar perdere tutto. Settimana positiva per i single, alcuni incontri potrebbero essere molto fortunati. Lavoro, con Marte opposto al segno potranno esserci insoddisfazioni nell'ambito professionale. Dovrete continuare ad avere fiducia in voi stessi e credere fermamente nelle vostre capacità, presto qualcosa potrebbe cambiare. Nel weekend troverete la tranquillità e vi adatterete alle situazioni. Toro. Amore, l'inizio settimana potrebbe essere carico di tensioni a causa di alcune incomprensioni con il partner. I nati del segno potrebbero farsi sopraffare dalla gelosia e mettere in crisi le relazioni. I dubbi proseguiranno fino a fine settimana, tuttavia sarete meno assillanti. Chi è single e ha chiuso da poco una relazione troverà più tempo da dedicare agli amici. Lavoro, questa settimana non ci saranno complicazioni sul lavoro. Gli eventi saranno favorevoli alle collaborazioni e i colleghi cercheranno di conquistare la vostra fiducia e stima. La vostra tenacia nel condurre trattative e progetti sarà di esempio per molti. Gemelli. Amore, la settimana annuncia slanci di grande passione per i gemelli e anche gli incontri che a prima vista sembrano insignificanti potrebbero regalare emozioni intense. Buon momento per i single, che non dovranno fare altro che cogliere il momento giusto. Il periodo è anche favorevole per le coppie che vogliono fare il grande passo. Lavoro, i nati del segno trascorreranno una settimana positiva dal punto di vista lavorativo. Chi sta aspettando una bella notizia sarà soddisfatto, mentre chi è in attesa di firmare contratti e accordi importanti dovrà superare qualche piccolo ostacolo. Ad ogni modo, tutto andrà come previsto. Cancro. Amore, l'amore questa settimana sarà predominante per il Cancro, anche se nella vita privata ci saranno parecchie trasformazioni. I nati del segno saranno più attenti ai desideri del partner e cercheranno di soddisfarli. I single dovranno dedicare più tempo agli amici più cari ma al contempo non sottrarsi alle frequentazioni. Lavoro, in questa settimana la sfera lavorativa vi darà soddisfazioni inaspettate e molti si accorgeranno di ciò che sapere fare. Tuttavia, dovrete prestare attenzione a sobbarcarvi solo degli impegni che siete sicuri di poter rispettare, per evitare di non poter esaudire ulteriori lavori a cui non potrete far fronte per mancanza di tempo. Leone. Amore, questa settimana potreste avere dei litigi con il partner riguardo a delle questioni molto delicate. Farete meglio a spiegare cosa vi preoccupa per evitare che la situazione possa degenerare. Alcuni single stanno vivendo un periodo di forti emozioni e quindi i giudizi sulle persone sono influenzati dagli stati d'animo. Lavoro, sul fronte lavorativo potrebbe esserci imprevisti che impediranno di proseguire verso i progetti desiderati. Sicuramente non sarà facile raggiungere determinati traguardi, ma potrete contare su qualche colpo di fortuna che renderà il percorso meno difficile. Vergine. Amore, la settimana porterà belle novità in ambito amoroso per molti della Vergine. Chi è già in coppia sarà portato a prendere delle decisioni importanti come convivenza o matrimonio, chi è già sposato potrà decidere di allargare la famiglia. I single avranno bisogno di divertirsi e nel fine settimana potranno trovare le persone giuste per farlo. Lavoro, la sfera lavorativa procede a gonfie vele, tuttavia dovrete avere ancora un po' di pazienza prima di raccogliere i frutti desiderati. Ovviamente non mancherà un po' di ansia, soprattutto se avete investito del denaro, ma dovrete cercare di controllarla ed evitare di lasciare prendere dall'impulsività. Bilancia. Amore, questa settimana Venere sarà dalla vostra parte e sarà meno difficile gestire l'ambito sentimentale. Molti Bilancia stanno facendo progetti a lungo termine, ma anche coloro che hanno iniziato da poco una relazione possono sperare in un lieto fine. Ci saranno belle sorprese anche per i single, che potranno trovare l'anima gemella. Lavoro, è in arrivo una settimana pesante per molti del segno, con la luna opposta il nervosismo sarà praticamente quasi sempre presente. Le giornate migliori saranno mercoledì e giovedì, quando riuscirete a portare avanti situazioni e progetti già iniziati. Tutto si sistemerà comunque nel weekend e alcuni problemi potrebbero risolversi definitivamente. Scorpione. Amore, Venere sul vostro segno zodiacale vi darà maggiore carica.
Questa settimana saranno favorite le coppie giovani o che si sono formate da poco. Se vi siete separati da qualche tempo e di recente avete fatto nuovi incontri, vi renderete conto di come è difficile portare avanti una storia, ma per chi è single non ci saranno problemi. Lavoro: durante la settimana potreste riuscire a concludere dei buoni accordi, anche se dovrete sopportare un po' di stress a causa dei troppi impegni. Cercate di tenere a bada l'umore e concentrate le vostre energie su ciò che dovete fare, evitando di fare mosse troppo affrettate. Sagittario. Amore: in quest'ultimo periodo vi siete chiusi in voi stessi e questa settimana sarà quella propizia per allargare il vostro giro di amici e conoscere persone nuove. Chi è in coppia potrà vivere momenti di grande complicità, mentre i single potranno dedicarsi alle loro passioni, fra cui anche quella di vivere flirt e avventure. Lavoro: settimana piena di insidie nella sfera lavorativa. Fra i colleghi potrebbe esserci qualcuno pronto a remare contro di voi per raggiungere obiettivi ambiziosi. Non fidatevi quindi di chi vi dice di aiutarvi senza volere nulla in cambio e state molto attenti. Capricorno. Amore: questa settimana non siate troppo chiusi nei rapporti con gli altri, ma cercate di confidarvi, specialmente se avete davanti delle persone dolci e propense al dialogo. Se siete in coppia apritevi con il partner, ma se siete single dovrete capire se la persona che avete davanti è affidabile. Tastate il terreno prima di confidare i vostri segreti. Lavoro: una consistente entrata economica vi permetterà di affrontare più serenamente alcune spese nel lungo periodo. Tutto procede senza intoppi sul lavoro e potrete anche programmare ulteriori uscite per la casa, per la famiglia e per altre esigenze personali. Acquario. Amore: alcune relazioni amorose potrebbero essere piene di conflitti e questa settimana molti nodi potranno venire al pettine. Per voi sarà necessario avere molta pazienza, ma qualcuno potrebbe diventare ancora più intollerante del solito e mettere a rischio la stabilità del vostro rapporto d'amore. I single potranno fare incontri interessanti. Lavoro: se avete in ballo delle trattative importanti, cercate di rimandare, questo non è un momento molto proficuo. Gli imprevisti potranno rallentare alcuni progetti, tuttavia nel fine settimana potrebbero esserci delle novità che cambieranno il corso delle cose. Pesci. Amore: per i nati del segno questa settimana sarà particolarmente positiva. La sfera sentimentale va molto meglio e gli amori che sembravano svanire sono ancora in corso, per la felicità delle tante coppie che si vogliono bene. Per i single potranno esserci delle sorprese molto belle, sia in amore che nel lavoro. Lavoro: in questa settimana potrebbero nascere scontri con i colleghi per motivi futili, basterà non agitarsi per portare l'armonia. Tuttavia, siete molto stanchi e probabilmente un periodo di pausa dal lavoro potrebbe aiutarvi e farvi vedere le cose da un altro punto di vista, sicuramente più ottimista. Oroscopo di domenica 29 settembre 2019. Ariete. Amore: in questo fine settimana avrete in mente qualcosa di nuovo da proporre al partner, come una piccola vacanza fuori città, per distrarvi dal lavoro e aumentare l'affiatamento di coppia. I single potranno stringere nuove amicizie. Lavoro: il lavoro riserva delle belle sorprese e ci sono tutti i presupposti per ottenere degli avanzamenti di ruolo. Toro. Amore: la situazione amorosa potrebbe rivelare qualche crepa. Un litigio o un'incomprensione col partner potrebbe mettervi in agitazione, ma evitate anche voi di attaccare per ogni cosa. I single potranno rilassarsi dopo un periodo molto impegnativo. Lavoro: in ambito lavorativo potreste avere qualche mansione in più da svolgere, ma nulla di impossibile da affrontare. Gemelli. Amore: oggi non mancheranno scontri in amore. Dovete fare attenzione alla vostra collera quotidiana verso tutto e tutti. Niente andrà come vorrete e dovete stare calmi e pazienti, in attesa di buone nuove. I single invece potranno trovare un po' di serenità dopo una crisi interiore. Lavoro: la voglia di fare vi ritornerà, ma dovete aspettare momenti migliori. Al momento c'è una tregua che è meglio rispettare. Cancro. Amore: inizierete sottotono questa giornata, ma poi vi riprenderete alla grande, sarete talmente romantici da far innamorare la vostra metà. Attenti agli imprevisti se siete soli, una dispettosa luna potrebbe mettervi il bastone fra le ruote con una conquista e portarvi a litigare. Lavoro: avrete molto lavoro arretrato da svolgere, considerato che per tutta la settimana avete svolto altri impegni. Leone. Amore: in arrivo una giornata con fasi alterne. Buona la prima parte, poi bisognerà stare in allerta per qualche piccola incomprensione con il partner che potrebbe turbarvi. I single oggi saranno di malumore, anche per loro le tensioni sono all'ordine del giorno.
Lavoro. Il lavoro procederà magnificamente grazie alla vostra tenacia e alla vostra determinazione. Vergine. Amore, potreste avere qualche problema in ambito familiare per motivi che voi ritenete senza senso, ma in realtà non è così. Cercate di essere più comprensivi. I single oggi decideranno di trascorrere più tempo con gli amici più cari. Lavoro. L'inizio giornata non è dei più floridi sul lavoro, ma troverete la forza di impegnarvi per riprendere il controllo. Bilancia. Amore, oggi avrete voglia di uscire e di dedicarvi a cose spensierate, come ad esempio fare shopping. Attenti però a non bruciare le finanze. Le coppie avranno un'intesa perfetta, mentre i single sono ancora in cerca dell'anima gemella. Lavoro. Il lavoro prosegue a gonfie vele e oggi potrete concedervi una tregua visti gli impegni che avete affrontato nelle scorse settimane. Scorpione. Amore, sarete brillanti e pronti ad essere al top nelle situazioni mondane, ma in serata tutto volgerà al negativo e il vostro umore sarà nero, tanto da compromettere una relazione in corso. I single saranno pigri e oggi vorranno solo rintanarsi in casa. Lavoro. Sarete particolarmente creativi sul posto di lavoro, tuttavia il rischio di un errore è sempre dietro l'angolo. Siate prudenti. Sagittario. Amore, oggi non sarete particolarmente tranquilli. Dovrete attendere ancora qualche giorno per riprendere la lucidità nei sentimenti. I pianeti vi consigliano di aspettare ancora. I single potranno avvicinarsi ad una persona che desidera carezze e coccole. Lavoro. Gli impegni vi stanno sommergendo e siete confusi. Cercate di organizzarvi meglio per non perdere le occasioni. Capricorno. Amore, avrete una giornata scoppiettante sotto tutti i punti di vista, e in amore non avrete rivali. Ritroverete anche l'armonia di un tempo con il vostro amore. I single saranno socievoli e pieni di verve, pronti a buttarsi in qualsiasi avventura. Lavoro. Giornata entusiasmante e piena di sorprese, soprattutto per chi ha trovato lavoro o lo ha cambiato da poco. Acquario. Amore, un'ottima luna oggi vi farà sentire a posto con voi stessi. Sarete loquaci e avrete diverse frecce al vostro arco tanto da conquistare chiunque vogliate. I single potranno avere nostalgia di una persona con cui hanno rotto da tempo, ma sarà un attimo. Lavoro. Giornata piena di impegni e grandi aspettative, vi sembra di aver trovato la marcia giusta per procedere. Pesci. Amore, sarete autocritici come non mai, forse perché vi rendete conto di non essere conciliante con la vostra metà e spesso e volentieri trovate il modo per litigare e rendervi antipatici. Buon momento per i cuori solitari che potranno ritrovare l'armonia di un tempo. Lavoro. Periodo altalenante nel lavoro, molte porte si chiudono ma alcune potrebbero aprirsi e questo sarà un bene.